Ciao a tutti, bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera si intitola Apri la tua stanza del tesoro. Eh, Ci insegnerà a capire bene cosa c'è dentro di noi e cosa c'è anche al di fuori di noi. Soprattutto ci darà una bella morale alla fine, quindi leggiamola subito assieme. Daiju fece visita al maestro Baso in Cina. Baso domandò: Che cosa cerchi, straniero? L'illuminazione, rispose Daiju. Tu hai la tua stanza del tesoro. Perché vai in giro a cercare? Domandò Baso. Daiju domandò a sua volta: Dov'è la mia stanza del tesoro? Baso rispose: Quello che stai domandando è la tua stanza del tesoro. Daiju fu illuminato. Da quel momento esortava sempre i suoi amici: Aprite la vostra stanza del tesoro e usate quei tesori. Questa storia è particolarmente significativa in quanto ci insegna che tante volte siamo noi che mettiamo le risposte negli altri o mettiamo delle aspettative in qualcosa e andiamo anche a cercarle, facciamo anche tanta strada, come anche facciamo tanta strada con la testa, tanti pensieri, tante idee, idee che si moltiplicano, che si arrovigliano, pensieri anche a volte contorti. Ecco, la storia ci dice che non serve viaggiare tanto per cercare delle risposte che sono dentro di te. Alla fine, quello che cerca il maestro Daiju non è altro che l'illuminazione. Ma l'illuminazione non è qualcosa che si compra al centro commerciale, non è qualcosa dove posso in un qualche modo ereditare o posso andare a chiedere a qualcuno come si fa. L'illuminazione è personale, nel senso che si arriva a una conoscenza di se stessi tale con cui ci può essere poi il confronto con tutto il resto, con l'universo, ma non può essere il contrario, che parto dall'universo e cerco poi di conoscere me. Sicuramente ci sono dei momenti in cui l'uomo, l'essere umano, agisce di confronto per capire cos'è lui e cos'è il resto, ma quella è una fase forse più fisica, di natura se vogliamo. Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando qui un pochettino di più di mente e spirito, cioè le nostre aspettative, i nostri desideri, cosa voglio fare? Voglio diventare un grande judoka, voglio diventare un grande budoka, un grande aikidoka. Ok, ma non devo cercare le risposte dagli altri posso avere le tematiche tecniche, ma io devo essere in grado di snocciolarle poi da solo, sul mio fisico, sul mio corpo, su quelli che sono i miei modi di ricordarmi le tecniche. Un bravo maestro, tra l'altro, se è molto efficace, sa che a uno piace di più la matematica e la fisica, gli spiegherà la tecnica più come baricentri. Un altro bravo maestro che dice a lui apprezza la filosofia. Diciamogli pure un bel kuden, un bel detto giapponese per ricordarsi l'abbinamento dei piedi con le mani in questa tecnica. Ecco, si è acchiappato anche quel allevoli. A uno gli piace di più la storia, questa tecnica è nata in un combattimento, si chiama Yamarashi, cioè è molto interessante, secondo me, come il maestro bravo, illuminato, estrae dei piccoli pezzetti intuendo cosa può piacere a un allievo che ha davanti e cerca di, se vogliamo, fargli più facile la tecnica, fargli più facile l'insegnamento, ma l'insegnamento resta comunque totalmente dell'allievo. Non c'è verso se non vuole imparare o se non ha risolto delle cose di se stesso prima, difficilmente riuscirà a svolgere queste tecniche, a portare a casa questi obiettivi, a cercare questa illuminazione come la cercava Daiju. Ecco, il maestro Baso ci dice, è sicuramente qualcosa che tu hai già dentro, è sicuramente qualcosa che devi cercare dentro di te, non è qualcosa che devi chiedere a me o chiedere a qualcuno, tu hai già la tua stanza del tesoro, tu hai già le potenzialità e le capacità di elevarti. Cerca di non affidarti agli altri se non per questioni di condivisione, per per confronti positivi, non confronti di tipo accusatorio, giudizievoli,
non hanno senso, perdono il tempo che trovano. Cerca le relazioni e la cosa bella è che appunto si fa illuminare da questa frase, ma alla fine l'illuminazione ce l'ha lui. Quindi sicuramente il maestro Baso ha inciso in un insegnamento piccolo e da là è scaturito un insegnamento più grande dentro di lui, dentro Daiju. E alla fine il bello è questo, che Daiju lo condivide con gli altri amici, un po' come è il Jita Kyohei di Jigoro Kano, quindi il noi e gli altri per crescere assieme, la mutua prosperità. Ecco, questa è molto molto ben radicata nel judo, ma la stessa cosa potremmo dire dell'aikido. In aikido serve un buon equilibrio, serve un buon baricentro. E cosa vuol dire? Che non mi posso, mentre faccio una tecnica, appoggiare al compagno, devo stare dritto, devo stare equilibrato e sui miei piedi. Il mio peso deve essere in connessione con la terra, prima di tutto che con il mio uke. Se no non so stare in piedi, non so muovermi nello spazio. Figuriamoci gestire anche il corpo di un'altra persona in una tecnica. Ecco, l'idea è questa. In Aikido ben radicati, corpo, mente e spirito, e da là posso andare verso eventualmente l'avversario o assorbire l'avversario che viene verso di me. Questo dovrebbe essere un attimino l'approccio e è sempre lo stesso. Saldi su se stessi perché quello che serve è già dentro di noi. Poi l'illuminazione di come tirarlo fuori ci vorrà del tempo, bisognerà conoscersi e è la parte probabilmente più difficile, ma non serve tanto peregrinare, non serve tanto andare in giro a cercare una risposta che sapete già dove risiede. Ognuno ha dentro di sé il proprio tesoro. Questa era una piccola storia, il tema è anche probabilmente facile, però la sua attuazione non lo è. Vi consiglio proprio di leggere molto, di studiare tanto e soprattutto di meditare. La meditazione e farvi tante domande può aiutarvi moltissimo a un attimino farvi da specchio per quella che è la vostra situazione e fatevi le domande, se non arriva la risposta subito non è un problema, l'importante è sempre cercare di andare avanti e essere migliori del giorno prima. Detto questo, ci vediamo. Ciao!